Mitigazione della piena e sicurezza degli argini, lo studio della traversa sul tagliamento di uno degli esperti del comitato tecnico. Un comitato di 12 professionisti dei comuni del tagliamento si occuperà della progettazione definitiva delle opere per la mitigazione delle piene del fiume, un intervento che ha sollevato molte perplessità. Sebastiano Franco. Completare la messa in sicurezza degli argini e soprattutto la creazione di uno sbarramento per la mitigazione della piena. I 12 esperti indicati dai 42 comuni del tagliamento, nominati dalla giunta regionale, dovranno discutere di questi due temi e poi confrontarsi con l'autorità di bacino per arrivare ad una soluzione. Il nodo riguarda la proposta per la costruzione della traversa a Dignano, osteggiata da ambientalisti, autorità e cittadini di quel territorio. Tra i cosiddetti saggi del fiume Tagliamento, l'ingegner Mario Causero, già componente nel 2010 del laboratorio Tagliamento, commissione voluta dall'allora Giunta Tondo. Dobbiamo partire dalle innumerevoli soluzioni che sono state proposte in questi ultimi 40 anni. Dobbiamo metterle a confronto, dobbiamo valutarle sotto l'aspetto dell'impatto ambientale che ogni singola opera produce sul territorio e poi trovare la soluzione migliore. Per Causero lo sbarramento a Dignano potrebbe essere una soluzione, ma si potrebbe anche recuperare un progetto passato. Nella stretta attuale, naturale, che è quella di Pinzano. C'è una conformazione, diciamo, del fiume che è già naturalizzata così, è lì da migliaia di anni, e la modifica che l'opera apporta al fiume è più contenuta. Una soluzione, quella di Pinzano, più a monte del fiume, che avrebbe costi inferiori, spiega Causero, che sottolinea anche come andrebbe comunque completata a valle del tagliamento la messa in sicurezza degli argini. L'obiettivo della Regione è quello di arrivare ad una soluzione condivisa, tenuto conto che la questione della sicurezza del tagliamento va affrontata al più presto. Per questo sono stati coinvolti i sindaci del territorio per arrivare alle progettazioni definitive delle opere che secondo il nuovo programma partiranno nel 2026.